Siamo col Conte Alberto, Artemis Maniago. Mi fa sempre piacere venire a trovare il Conte perché è un uomo di mondo. Allora la domanda è, ma l'export è la vera salvezza del vino italiano? Ma anche quello friulano, perché lì a Butrio lei è nel Friuli Venezia Giulia. Beh, all'estero noi abbiamo iniziato a investire da 3-4 anni a questa parte, facevamo sì e no un 5% di export, quest'anno, cioè parlo del 2012, abbiamo superato il 30%, considero che dovremmo arrivare a un 65-70% di export. Spazio ce n'è, il Vinitaly ci ha dato ragione, sono venuti tanti esteri, tutti quelli che avevamo praticamente contattato e anche gente nuova. Certo bisogna muoversi, la fiera va preparata mesi e mesi prima, contattando, chiedendo appuntamenti eccetera. Sono venuti, ci sono buone speranze. Cioè, la sua famiglia ha 1000 anni di storie e di emozioni. Pensi lei è emozionato per quasi 1000 anni Sì. e oggi deve andare a vendere all'estero. Ma È cambiato il mondo, insomma. Ma diciamo che sono cambiati i mezzi di trasporto e le distanze, perché se io vado a vedere già nel 700 vendevamo vino a Monaco, ora ricordiamoci nel 1700 andare da Butrio a Monaco probabilmente era più difficile che andare da Butrio a New York o a Chicago, quindi l'estero è sempre stato importante. Oggi dobbiamo spingerlo un po' di più. Senta Conte, lei all'estero va da solo? Un piccolo appoggio, un piccolo aiuto da parte degli enti come Camera di Commercio, che sono enti che da noi nella nostra regione funzionano molto bene, va bene, però poi il passo seguente deve essere fatto in forma autonoma, organizzandosi, prendendo appuntamento, eccetera. Un piccolo aiuto da parte degli enti, ma la base deve essere fatta da noi. Siamo noi. Ha dato certezze o qualche novità, Conte? Punta sulle sue forze, quelle che ha mai acquisite, o ha tentato di fare qualche esperimento, insomma, qualche novità? Gli esperimenti nel vino noi li facciamo, non dico quotidianamente, ma comunque a ogni vendemmia, ma non vuol dire che a ogni vendemmia si possa uscire con un prodotto nuovo. Di solito un prodotto nuovo per noi vuol dire 5, 6, 7 anni di ricerca e di studio. Qui al Vinitaly e soprattutto con gli esteri bisogna parlare di certezze, cose solide, certezze. Il cliente deve venire, essere sicuro di avere alle spalle un fornitore che dà certezza, tranquillità. 3 aggettivi per contraddistinguere in finale proprio questo Vinitaly 2013. Estero, estero.